4 maggio 1949, nell'anniversario di questa tragica data, prima della partita contro il Torino, una delegazione del Venezia Football Club ha reso omaggio al grande Torino, recandosi nella Basilica di Superba, nel ricordo della immane tragedia del 4 maggio 1949. Come vediamo in questa immagine, una delegazione del club arancione verde guidata dal direttore sportivo Filippo Antonelli, con il responsabile dell'area tecnica Cristian Molinaro, l'allenatore Eusebio Di Francesco e i dirigenti Tancredi Vitali e Andrea Rog, ha deposto una corona di fiori e una sciarpa del club davanti alla lapide commemorativa. Un gesto semplice che testimonia però un legame forte tra le due società, di quel grande Torino che perse la vita nel volo aereo al ritorno di una partita amichevole in Portogallo contro il Benfica. Facevano parte anche gli ex neroverdi Ezio Loic e Valentino Mazzola e Aldo Ballarin, quest'ultimo come suo fratello Dino, anche lui tra le vittime della tragedia, originario di Chioggia. L'emozione del mister Eusebio Di Francesco. Bellissima sensazione. Ho capito ancora di più andando a Superga cosa significa il vecchio cuore granato, o insomma quello che è accaduto tantissimi fa, il rispetto e il valore che danno i tifosi a questa tragedia. Durante la partita un lieve malore ha colpito l'ex condottiere arancione-verde Paolo Vanoli. C'era il rigore, però il mio pensiero è andato su di lui perché ho visto una scena che non mi era piaciuta e mi ero preoccupato di Paolo. Volevo accettare che fosse tutto a posto. A fine gara però alcune decisioni dell'arbitro, secondo Di Francesco, hanno ancora una volta penalizzato troppo la sua squadra nell'1-1 finale. Domenica scorsa l'episodio con Milan uguale, oggi non lo condivido per niente. La scelta dell'arbitro, la scelta del VAR, che faccio ancora fatica a capire quando è rigore.